Allora, Presidente De Coll, anche l'altra questione, fine dei bonus, super bonus, insomma si apre una nuova era, tra virgolette, per il vostro settore. Lei poi segue particolarmente anche dentro il settore dell'edilizia, come vedete la situazione? Sì, possiamo tranquillamente dire che il periodo super bonus è completato. Con l'ultimo decreto fatto pochi giorni fa è evidente che ormai prima c'era qualche speranza, avevate qualche una linea che ha chiuso tutto quanto il ma ci hanno detto che è costato anche oggi, notizie di quest'oggi. Effettivamente il super bonus, che io dico sempre, ha un dritto e un rovescio, ovvero è stata una grande opportunità per tutto il mondo del sistema casa, quindi partendo dai professionisti, le imprese, gli impiantisti, i serramentisti, cioè tutto il settore che occupa all'interno del sistema casa ha avuto un'ottima possibilità di un lavoro anche che spesso era congruo dal punto di vista dei prezzi, diciamo, e quindi opportunità interessante anche per i cittadini, per quelli che sono riusciti a fare i lavori e sistemarsi casa. Purtroppo però, diciamo, il grosso costo sostenuto dallo Stato per il super bonus ha interessato alla fine meno del 4% dei fabbricati in Italia, e il vantaggio in termini di risparmio energetico è comunque limitato, misurabile in qualche punto percentuale. È ben vero che il super bonus ha portato un introito di IVA, di IRPEF, di un maggior numero di occupati, quindi ha mosso un po' l'economia. Dovranno essere, sì, chiaramente ha fatto crescere il PIL, dovrà essere fatto chiaramente un conteggio neutro, diciamo, alla fine di tutto, per capire i benefici e gli elementi di negatività. Alla fine però è stata una grande spesa con risultati generalmente abbastanza limitati in termini numerici, come dicevo, numero di fabbricati e risparmio energetico. Questo perché il vantaggio, cioè l'impostazione col 110%, effettivamente era un po' probabilmente troppo rispetto a quanto uno può aspettarsi dallo Stato, cioè vedere che il governo, lo Stato ti paga più di quello che spendi, chiaramente fa cascare tutte le possibili valutazioni di economia che uno fa a casa propria, certo. Evidentemente. No? Quindi ormai questo percorso è finito. C'è un grosso problema sul super bonus che ha avuto tante modifiche lungo il percorso, è stato chiaramente maltrattato, se così vogliamo dire, perché ci abbiamo messo un anno per capire come fare le cose, poi c'è stato un blocco, un altro blocco, un cambiamento, è diventato estremamente difficile portarlo a compimento, gli interventi, e ha determinato un grosso aumento del costo dei materiali, il costo di alcune attrezzature, quindi in generale ci sono luci ed ombre nel sistema. È però una strada che secondo me non deve essere abbandonata, perché il settore dell'edilizia, che è un settore comunque trainante, proattivo rispetto al ciclo economico, ha bisogno di essere sostenuto, e ha bisogno soprattutto il patrimonio edilizio italiano, che è molto datato, è molto energeticamente poco valido, dal punto di vista sismico è anche molto scadente, ha bisogno di essere sostenuto, ha bisogno di essere rinnovato. Anche perché c'è l'Europa che ce lo dice. Quindi. Esatto, infatti partendo dalla direttiva Green, la famosa EPBD dell'Europa, che va a sommarsi alle altre direttive, alla direttiva RED, alla direttiva dell'energia, del risparmio energetico, cioè c'è un insieme di organizzazione, diciamo, no? di direttive fatte dall'Europa che puntano al famoso Green Deal, cioè al 2050 consumo zero di energia, perché in parole povere il termine è quello. Allora, questa direttiva Green ha avuto un percorso abbastanza articolato e anche difficoltoso, perché era partita in un certo modo, poi si è modificata in corso d'opera per intervento da una parte del Parlamento europeo, dall'altra parte del Consiglio europeo, e quindi nell'ambito del trilogo alla fine hanno trovato una mediazione, ed è quella che è stata chiaramente approvata, pubblicata il 12-13 di marzo, quindi molto recente, e che adesso dovrà essere
recepita e declinata da ogni Stato membro dell'Unione Europea. Allora, aspetti un secondo, io prima di che lei continui questa cosa qua che è interessantissima, devo leggere il messaggio che è arrivato poc'anzi, chiedo alla regia se lo metti in onda solo un secondo, che se no dopo li perdiamo e i telespettatori ci stanno male. So che la CNA Veneto si è mossa moltissimo per lo sviluppo delle comunità energetiche, ma c'è veramente un risparmio per le aziende oppure solo sostenibilità e ambiente? Grazie. Quindi questo dopo magari ci risponde. Sì, possiamo tranquillamente parlare anche di questo. Dopo parliamo anche di questo, delle comunità energetiche. Certamente, prego. perché è un argomento del quale pensavo comunque di poter dire qualcosa, perché è all'attenzione di tutti, anche, anche nostra. Allora, la direttiva Green si pone obiettivi sicuramente interessanti e condivisibili, però c'è un però grande come una casa, e declino solo 2 o 3 numeri per far capire ai telespettatori la situazione. La direttiva ci obbligherebbe, cioè obbliga ogni Stato membro a ridurre del 16% i consumi energetici nei fabbricati entro il 2030, portandoci poi al 22-26% 5 anni dopo. Allora, da qui al 2030 sono 5 anni e mezzo, 6 anni. Certo. Il risparmio ottenuto dal superbonus dal 2020 in poi, perché questi paragoni, questi confronti vanno fatti con i consumi in essere al 2020 da parte di ogni singolo Stato. Allora, per farla breve, noi per raggiungere quel risparmio entro il 2030 dovremmo fare 5 volte il superbonus. Cioè, per raggiungere quel tipo di consumi, adesso ho la tabella con tutti quanti i numeri, ma non sto qua a dirla perché parliamo di terawatt, cose anche un po' difficili magari da capire, no? Però in maniera semplice è questo: noi dovremmo da qui al 2030 fare 5 volte gli interventi fatti col superbonus dal 2020 ad adesso, per arrivare ad avere un consumo, una riduzione dei consumi di energia primaria, quindi energia prodotta dal fossile, dal gas o dal petrolio, ed è evidente che questa non è attuabile. Del 16%, come del 16%, non totale, del 16%. E poi deve aumentare ulteriormente nei 5 anni successivi. E quindi avere anche i cittadini che aderiscono a questa ulteriore opportunità. Quindi allora, se noi mettiamo in conto che il superbonus è costato 120 miliardi, 140, facciamo anche 100 per fare una cifra tonda. Per 5 sono 500, per 6 anni sono 600 miliardi. Chi li tira fuori i soldi? Chi li tira fuori una somma così grande per ottenere questo risultato in un tempo così breve? È questo che secondo me non è praticabile in questo momento e può creare problemi, perché poi la direttiva, che parla di tante cose, perché non parla solo del consumo, parla dell'energia rinnovabile, parla del comfort abitativo, parla dell'accessibilità, cioè è una direttiva generale, diciamo, no, che inquadra il sistema a casa in uno sviluppo di crescita, e va benissimo, noi siamo tutti d'accordo, però ci deve essere la possibilità effettiva di metterla in pratica. Assolutamente. E se con tutta la confusione che è nata attorno al superbonus abbiamo fatto il 4% dei fabbricati e un consumo di una riduzione di poco più del 3%, è evidente che diventa difficile arrivare al risultato entro il 2030, perché mancano le risorse e mancano anche le risorse materiali, fisiche, di persone, di materiali e tutto quanto il resto per poterla completare. Allora io dico, l'obiettivo dovrebbe essere più visto in maniera un po' più pragmatica, cioè puntiamo a quell'obiettivo là, diamoci un po' più tempo, facciamo le cose in maniera un po' più diluita nel tempo, di modo che tutti possono fare gli interventi, partiamo dalle case quelle più efficienti, meno efficienti dal punto di vista energetico, facciamo un ragionamento sulle risorse da mettere in campo, perché poi succede questo: la direttiva dice potete escludere i fabbricati più antichi, i centri storici, queste cose, potete escludere i fabbricati monumentali o storici per i quali non è possibile fare gli interventi, quindi la platea dei fabbricati sui quali fare gli interventi si riduce ancora di più e quelli dovranno sostenere costi molto
molto elevati. Però il problema è anche questo, che magari le persone che vivono in fabbricati storici con un muro da 1,5 metri hanno un problema relativo, e anche lì mettere il cappotto su un muro di 1,5 metri è meglio non farlo. Esatto, è meglio non farlo, esatto, perché dopo ti crolla la casa con muffe e umidità e tutto. Si tratta di quelle classiche case anni 60, 70, 80, dove magari possono anche vivere tantissime famiglie, sono palazzoni, non tutte ambienti però, e lì anche 1.000 euro che non ci arrivano neanche a fine mese alcuni. Il problema è quello, quindi è evidente che l'obiettivo è sfidante e sul quale siamo d'accordo, perché torna ad essere un'opportunità per il sistema casa, per la filiera casa, perché si creano opportunità evidentemente di lavoro, di attività per tutto il nostro settore, però la cosa deve essere chiaramente gestita in maniera pragmatica e praticabile, perché altrimenti diventa un sogno che però non trova attuazione, insomma. Quindi adesso vedremo il Parlamento italiano, il governo prima, come recepiranno in Italia la direttiva, che tipo di impostazione ci sarà, perché un qualcosa legato al sostegno delle spese già nella direttiva è previsto, cioè la direttiva dice dovrete puntare ancora con metodologie tipo lo sconto di fattura, che ha creato tutti i problemi che ha creato in Italia, quindi ci imbarchiamo in un'altra avventura di questo tipo. C'è un grosso punto di domanda da questo punto di vista qua, no? E non so come ne usciremo. Sicuramente è un obiettivo da perseguire. C'è anche da dire però che le emissioni che fa l'Europa rispetto alle emissioni totali del globo terracqueo, come si usa dire, sono veramente una quota minima, parliamo dell'8% circa. Quindi portando a zero al 2050 le emissioni in Europa ci sarà un beneficio per gli europei, ma a livello generale di bilancio mondiale purtroppo non è che migliorerà tantissimo, diciamo. È un aspetto non secondario questo. Esatto, c'è un altro settore che vi riguarderebbe, ma magari lo parlo dopo, cioè ovvero gli autotrasporti, i mezzi pesanti. E quella è un'altra leggo solo il messaggio, adesso dopo le do il là con c'è il discorso delle motorizzazioni. Ma non ci crede più nessuno al green, questa è una politica per giustificare nuovi investimenti che si erano fermati, come il fotovoltaico, le ristrutturazioni, facendo spendere soldi a noi piccoli risparmiatori che teniamo i soldi in banca fermi, e ai grandi questo non va bene, scrive un telespettatore. È una lettura anche questa del sistema, diciamo, no? Non sono particolarmente d'accordo su questo. Io ribadisco quello che ho detto prima, nel senso che tutta l'evoluzione che ci deve essere per il raggiungimento di una qualità ambientale migliore, parliamo anche dell'automotive, delle macchine elettriche, non elettriche, dei consumi elettrici in generale, che vi riguarda comunque, deve essere vista comunque in maniera molto razionale e, ribadisco, pragmatica, cioè con l'ideologia purtroppo non si va da nessuna parte. Abbiamo belle idee, bei programmi, ma poi bisogna, come si suol dire in questi tempi, metterle a terra, no? Tutti dicono mettere le cose a terra. Ecco, è evidente, bisogna metterle a terra, ma se non abbiamo le risorse per poterlo fare, come ne usciamo da sta cosa? Non è così facile. Quindi bene la direttiva Green, con i punti che ho evidenziato, con diciamo, punto di sospensione in attesa di capire come sarà declinata in Italia e quali meccanismi metterà in campo lo Stato italiano per il sostegno di questo tipo di perché adesso è attività. demandato agli Stati decidere, per cui adesso stiamo in attesa. Allora, nella prima versione la direttiva obbligava in qualche misura tutti i fabbricati ad adeguarsi a un certo tipo di classe energetica nei tempi. Adesso invece non c'è più un obbligo specifico per il singolo fabbricato. Adesso la direttiva sostanzialmente dice, in generale, il consumo dell'Italia nel 2020 era 100, consumo energetico, al 2030 deve essere 84. Ecco, quello è il concetto. Fate quel che volete. Quindi fate voi, dice, voi Stato italiano fate come volete, impostate le regole come ritenete in maniera più opportuna, però dovete raggiungere questo obiettivo. E là è una sfida non da poco, perché se per far questo dovremmo fare 5 volte il super bonus o 5 volte e mezzo, ci rendiamo conto che
è poco sostenibile dal punto di vista dei numeri proprio, certo, un semplice calcolo fatto anche a mano senza la calcolatrice, diciamo. Però di inquinare, qua ci lasciamo l'altra questione che comunque vi riguarda, che è l'automotive e la logistica. Ci sono anche il parco veicolare, per carità, ma soprattutto anche i mezzi pesanti, e su cui non c'è tanto rimedio. I mezzi pesanti perché ne circolano tantissimi, c'è stato un aumento anche di frequenza, ben venga, vuol dire che comunque c'è trasporto di merci, eccetera. Però inquinano, non è possibile che siano a trazione elettrica, almeno ci dirà lei se questa è una cosa fattibile, e passano per le nostre città, perché poi tra l'altro abbiamo zone artigianali, industriali che sono dentro i centri, ormai dentro le città conglobati, insomma. Quindi questo è un altro capitolo importante. Siccome mi danno segnali di pubblicità, affrontiamo questo capitolo della logistica e dell'automotive, che è comunque molto importante, ve ne siete occupati anche da vicino, tra pochissimi secondi, quindi voi restate con noi sempre sul 19.